partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 cm di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo.
Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus. Nella pagina 183. Te lodiamo, Trinità. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo, Padre dell'umanità. La tua gloria proclamiamo, te lodiamo.
Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti noi. Fratelli e sorelle, Dio è amore, Dio è famiglia e comunione, Dio è Trinità. Riconosciamoci peccatori per non aver corrisposto al suo amore e invochiamo la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere per mia colpa mia grandissima. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Dio, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, togli la nostra supplica, tu che sii, abbi pietà di noi, perché tu solo santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo del Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le 2 tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: a te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
benedetto sei tu nel tuo Tempio santo, glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto penetri con lo sì e siedi sui tu nel firmamento del cielo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, a Dio che era e che viene. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo, Dio dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Un giorno, il grande vescovo Sant'Agostino passeggiava su una spiaggia cercando di comprendere il mistero della Santissima Trinità. Mentre era immerso nei suoi pensieri, vide che con una conchiglia prendeva l'acqua del mare e la versava in una piccola buca. Incuriosito, il santo gli chiese che cosa stesse facendo. Voglio mettere il mare dentro la buca, rispose il piccolo. Sant'Agostino cercò di spiegare al bambino che questo era impossibile.
prima che tu comprenda io avrò messo tutto nella... Detto questo, il bambino scomparve. Allora Sant'Agostino pensò che quel bambino probabilmente era un angelo inviatogli da Dio per fargli comprendere che il mistero della Santissima Trinità è il più grande e il più importante della nostra fede, anche se è certamente il più arduo da comprendere. Il solo Dio, in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Eppure è un mistero che viene ricordato, celebrato, pregato in tutte le forme di preghiera, sia in quelle pubbliche, liturgiche, come quella che stiamo facendo, che abbiamo iniziato appunto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tutte le preghiere di o cominciano o finiscono sempre per il nostro Signore, Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Ed anche le nostre preghiere singole che possiamo fare un po' ovunque, a cominciare da quella che abbiamo imparato fin da genitori, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Uno dei più grandi pensatori e scrittori dei nostri tempi, padre Raniero, fatto cardinale qualche mese fa nell'ultimo concistoro, Francesco, disse: noi non possiamo abbracciare l'universo, il cielo, l'oceano, ma possiamo entrare in esso. Non possiamo abbracciare il mistero della nostra mente, ma possiamo in esso. Ebbene, cerchiamo di entrare ora con la piccola barca della nostra mente, soprattutto del nostro cuore, per ispirare qualche boccata di puro ossigeno spirituale, come i pescatori quando sono al largo nel mare. Ed ecco il primo venticello, fresca, e che rinfresca appunto la nostra anima, e che esprimo con le parole del nostro. La Trinità è l'annuncio che Dio non è in se stesso solitudine, ma comunione, legame, abbraccio, e ci raggiunge e ci dà il suo cuore plurale. Ecco, può sembrare soltanto una bella frase poetica, così come tante volte Padre Hermes lo fa, perché è anche un poeta, Padre Hermes. Può sembrare una frase accademica, addirittura sorpassata dal progresso scientifico di tanti mass media e soprattutto dal telefonino. Ma quanto è facile vedere dei ragazzi distanti fra di loro neanche mezzo metro e che si parlano attraverso messaggini del telefonino. Se questa attitudine è spirituale, e non parliamo di tante situazioni familiari, unite soltanto dai muri delle pareti, non da quelle del cuore.
quanto è bella invece, anche se capita in minimissima parte, la verità trinitaria. Lo Spirito Santo non è altro che l'amore tra il Figlio Gesù e il Padre Dio. Quale intimità profonda e quale fornace di amore accanto alla quale riscaldare il nostro cuore, soprattutto in certi momenti della nostra vita. E desidero respirare ancora una seconda boccata di puro ossigeno che proviene da questo immenso oceano della Trinità, così come si è espresso il cardinale Cantalamessa. E questo per mezzo del Vangelo che io da poco ho proclamato e ancora da un bel commento di Padre Hermes. Il Vangelo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Giovanni nel suo Vangelo ripeterà più volte che Dio è carità, Dio è amore. Commenta Padre Hermes. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo forte, pratico, concreto, il verbo dare. Il verbo delle mani che offrono. Abbiamo sentito. Dio ha tanto amato. Amare il suo Figlio. Amare allora equivale a dare. Domandiamoci che cosa possiamo ricevere dagli altri, ma domandiamoci che possiamo dare nella vita. Credere in Dio allora vuol dire vivere questa bella avventura vissuta e proposta da Dio, che non è sempre facile per nessuno, ma è l'unica vera indicazione per trasformare questo nostro mondo da perenne campo di guerre in una società dell'amore. Credo in un solo Dio. Per me. Fratelli e sorelle, questa solennità in cui contempliamo il mistero stesso dell'amore divino salga la nostra preghiera al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, dicendo assieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore.
Padre Santo, ti presentiamo il nostro mondo, senza attira a Gesù tutti i popoli, perché siano deposte le armi e ognuno scopra la tua bellezza nel volto di ogni fratello. Preghiamo. Gesù, figlio diletto del Padre, ti presentiamo la tua Chiesa così bella e fragile, santa e travagliata. Rendila luminosa della tua luce, perché sia lei stessa il mondo. Preghiamo. Spirito Santo, amore che unisce il Padre e il Figlio, ti presentiamo le famiglie, panne nella nostra società frammentata. Il tuo capolavoro di fedeltà e unità, la cui unica legge siano la carità e il perdono. Preghiamo. Trinità Santa, ti presentiamo la nostra comunità, i nostri atteggiamenti, le nostre parole, le nostre attenzioni reciproche rispecchino il tuo eterno scambio d'amore, perché tu divenga visibile in mezzo a noi. Preghiamo. Padre, tu che hai ascoltato queste nostre preghiere, diamo di tu che vivi con l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alla pagina 22, benedetto sei tu. Benedetto tu, Dio dell'universo. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo, con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere con cui salvezza rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo, Dio un solo Signore, non nella unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenza, crediamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone,
l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Padre veramente santo, santifica questi doni, perché vivono il corpo di Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, e dei suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, il mio corpo per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti del mio sangue, per la nuova versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua fede. Celebrando il memoriale della morte ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie, metti la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su quella terra. Rendila perfetta nell'amore in unione del nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto lo diaconale. E ricordi, sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione, e anche in Don Vito e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, per i secoli dei secoli. La parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che nei cieli sia santificato, il tuo regno sia fatto come in te. Dacci oggi il
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, da tutte le pandemie, da tutte le guerre, concedi con l'aiuto della tua misericordia, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli la pace, con la mia pace e peccati, ma la fede e la e pace secondo la tua volontà nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, bene e salute. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di peccati del mondo. Di Dio che toglie il mondo. Beati noi che siamo di Dio che del mondo, o Signore non sono degni, ma di soltanto la parola di Dio. Pagina 34, come bello, Signore, stare insieme. Come bello, Signore, carità perdona, ci dona senza sogni, con gioia
prima la celebrazione dell'ammalato sarà presieduta da Don Giuseppe D'Urso. Ho invitato anche il mio convale, quello il primo, con il quale abbiamo portato avanti un po' tutte le iniziative di inizio. Alcuni membri di questo consiglio hanno bisogno appunto di preghiere perché hanno problemi di salute. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare questo sacramento, corpo del Cristo, che vive e regni nei secoli. Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa d'Urso, in un anno che ha conosciuto un terribile morbo al colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Corfù hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici, compaesani in tu nati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocato, Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie, ti hanno lasciato una tua dolce immagine chiamandoti Salve Sincerimoso. Guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra vita, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza al volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, Signore, la tua santa volontà. L'intercessione della Madonna della Salute ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. La croce di una vita che può essere Oh, mio Dio, che mi fai un po' di te.
Dio non è qualcosa di vago. Il nostro Dio non è un Dio spray, è concreto, non è un astratto. Non è un amore sentimentale, emotivo, ma l'amore del Padre che è all'origine di ogni vita, l'amore del Figlio che muore sulla croce e risorge, l'amore dello Spirito Santo che rinnuova l'uomo e il mondo. Con queste parole Papa Francesco ci introduce nella solennità di oggi e aggiunge: la Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti umani, è il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non dall'alto di una cattedra, ma camminando con l'umanità. Il mistero della Trinità è forse il più difficile da comprendere, per cui è lecito chiederci: che cosa di preciso festeggia oggi la Chiesa? È la celebrazione di Dio in diversi aspetti: la sua presenza nella storia, la rivelazione interiore che Egli fa di sé attraverso il suo Spirito e infine la sua presenza nella Chiesa.